utilizziamoli per il lavoro in albergo. Pragmatismo è la parola chiave che piace agli imprenditori del turismo veneto di fronte all'emergenza dei migranti che continuano ad arrivare nel nostro paese. Impieghiamoli nelle strutture ricettive alle prese con una cronica carenza di manodopera, dice Walter De Cassan, vicepresidente di Federalberghi Veneto e presidente degli albergatori bellunesi. Abbiamo due ordini di problemi. Il problema dell'impiego di lavoratori negli alberghi, che è complesso trovarli, e abbiamo il problema di questa immigrazione che non ha nessuna intenzione di fermarsi. Quindi mettiamo assieme le due cose, vediamo di far convergere questi due problemi e trovare una soluzione ad entrambi. Diverse le professionalità richieste dagli albergatori, alcune altamente qualificate come ad esempio cuochi, operatori di sala, receptionist, altre molto più semplici con una formazione di base che si può fare anche nella struttura stessa. Abbiamo lavori di facchinaggio, abbiamo lavori di lavapiatti, di sistemazione delle camere, sulle quali non c'è bisogno di una grossa esperienza, basta perlomeno quelle che sono le situazioni basilari del capire come funziona il lavoro all'interno di un albergo. De Cassano è andato a Roma nei giorni scorsi proprio per avanzare questa proposta, ma non ha ricevuto alcuna risposta. Se noi vogliamo che sta gente anche non delinqua, li dobbiamo togliere dalle piazze, li dobbiamo far lavorare, li dobbiamo far fare qualcosa. È indiscutibile questa situazione. Quindi io spero che anche la politica raccolga questo appello che faccio per vedere di migliorare la situazione che è migliorativa e per noi imprese e per chi emigra in cerca di una miglior vita in Italia o in Europa.